Abbiamo addirittura un minuto, sono le 10:39, un assaggio dei convenevoli formulaici, ricordandovi che siete in simultanea con Radio Libertà, oltre la pagina la rubrica, insieme a Davide e Francesco, accoppiata vincente in cabina di regia tecnica, tutti e tre sospesi a un trio, un trisom, sospesi, no, però siamo tutti dello stesso sesso, quindi siamo spaiati. Eh, siamo sospesi a 261 metri sopra il livello del mare, 24 gradi interni e dopo il resto, perché ora credo avremo tra poco il primo ospite, parleremo, è un umore solito, dicono i latini, come al solito, cioè l'Europa ha figli e figliastri, e i figli, i primogeniti, che sono più uguali degli altri, sono la Germania in primis e la Francia, perché alla faccia della tanto sbandierata concorrenza leale, cioè stiamo parlando degli aiuti di Stato alle imprese, sono 2 anni, perché c'è un comma che è stato usato come scappatoia, non è che se ne inventino, fanno i furbi. Sono 2 anni che il ministro dell'economia tedesco Robert Habeck va in giro a distribuire miliardi alle sue aziende, e qui in Italia non lo possiamo fare. E poi, questa è bella, questa mi piace molto. Il lavoro nobilita l'uomo, ma non lo rende felice. È il frutto di una ricerca dell'osservatorio Benessere e Felicità. Sentiremo il Social Advisor Board, la dottoressa Elga Corricelli, perché per il 41% degli italiani lavorare non dà un senso alla propria esistenza, per il 47% il lavoro non aiuta a capire se stessi, il 35% non è soddisfatto della propria professione, il 45% vorrebbe cambiarla e solo il 10% è contento di quello che fa, del proprio lavoro. Naturalmente, essendo più diffuso il lavoro nord-ovest, è al nord-ovest che c'è il maggior tasso di infelicità. Mentre se guardiamo le categorie anagrafiche, tra i più contenti, è incredibile, sono i millennial, il 55% sono contenti, evidentemente anche perché è vero, il lavoro è raro e quindi quando ce l'hanno sono più contenti, mentre poi dopo di loro ci siamo noi boomers, perché io no, purtroppo mi mancano ancora tanti anni, ma sono più vicini o sono già in pensione i boomers, e quindi per loro il lavoro o è un ricordo o sta per diventarlo, e quindi sono contenti, beati loro. Dovremmo avere, credo, Giuseppe Liturri in collegamento Skype. Non so, Skype o il telefono? Skype, perfetto, quindi lo saluto e gli do il benvenuto, naturalmente, dottor Giuseppe Liturri, eh, che solitamente scrive anche sulla Verità. Eh, Buongiorno Pellegrini, grazie a eccoci lei qua. per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono io che ringrazio per la sua disponibilità. Allora, è un quasi un, eh, un percorso ormai stabilito da anni, cioè l'Europa, l'Unione Europea, non l'Europa, sbaglio a dire, l'Unione Europea, cioè i gangli di potere dell'Unione Europea hanno figli e figliastri, alcuni figli sono più uguali degli altri, tutti sono uguali, alcuni sono più uguali degli altri. Germania e Francia da 2 anni possono godere di contributi, chiamiamoli così, anche diciamo su segmenti crisi energetica, Covid, eccetera, alla faccia della concorrenza leale. E io dicevo, lo ha citato lei nel suo articolo di qualche giorno fa, c'è il ministro dell'economia tedesco Robert Habeck che fa il Babbo Natale, va in giro di qua e di là nelle imprese, 1 miliardo, 10 miliardi, 5 miliardi, come fosse acqua fresca. Prego, lei allora la parola per spiegare ai nostri ascoltatori come stanno le cose, dottor Liturri. Allora, c'è un punto fondamentale da cui dobbiamo partire. Gli stati possono sussidiare il sistema produttivo, le imprese e le famiglie. Soprattutto nel sussidiare le imprese, non devono distruggere uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea,
che è quello della integrità del mercato unico. Cosa significa integrità del mercato unico? Significa che la parità delle condizioni di concorrenza deve essere rispettata. Se lo Stato erogasse sussidi indiscriminatamente a, per esempio, le imprese del settore siderurgico, ovviamente non ci sarebbe più parità di condizioni di concorrenza con le imprese residenti negli altri Stati membri. È proprio il pilastro dell'Unione Europea. Quindi la parità di condizioni di concorrenza. Ora cosa sta succedendo? Era più o meno andato tutto bene fino al 2019. Poi è arrivato il Covid, il lockdown, la crisi ucraina, la crisi energetica. Le sfide, le chiamano sfide, che tutti gli stati hanno davanti, tutti i governi hanno davanti, richiedono ingenti sussidi, richiedono azioni di spesa pubblica importante. Ma inevitabilmente queste decisioni portano a degli aiuti settoriali, specifici, selettivi, che sono vietati. Cioè i trattati europei vietano. C'è però la possibilità di chiedere alla Commissione una deroga, cioè qualsiasi norma, qualsiasi decisione statale viene portata a Bruxelles davanti alla Commissione, davanti alla Direzione Generale Concorrenza e si decide se sono ammissibili o non sono ammissibili. Qual è la novità? È che dal 2022 in avanti c'è stato un diluvio di richieste da parte dei governi, soprattutto tedeschi e francesi, che è vero sì che rappresentano una quota significativa del PIL di tutta l'Unione, ma ci sono altri 25 paesi. E quindi centinaia di decisioni per miliardi, abbiamo in un solo anno oltre 4 miliardi di aiuti di Stato autorizzati, vengono così indiscriminatamente fatte dalla DG concorrenza di Bruxelles e quindi i governi francesi e tedeschi possono spendere e espandere come gli pare in barba a tutte le regole. Fino, diciamo, a qualche settimana fa, sì, c'erano dei mal di pancia, c'erano, diciamo, delle obiezioni, però, diciamo, erano ancora passate un po' sotto silenzio. Però poi qualche settimana fa c'è stata una posizione ufficiale presa dai governi, dai piccoli, quelli cosiddetti, io l'ho chiamata la rivolta dei piccoli, Svezia, Estonia, Portogallo, che hanno denunciato questa situazione e hanno fatto rilevare che se si continuasse in questo modo, le sfide della transizione energetica, della transizione digitale, ma anche le sfide di resistere alla crisi energetica, saranno vinte in modo truccato. Cioè, chi ha più benzina nel motore corre e non è più un'autostrada con il limite di velocità e con delle regolazioni, è un autodromo. Questo Ecco, è. mi permetta di interromperla, perché c'è un punto, mi aggancio, quello che riporta lei, la pratica del matching, cioè grazie a questi aiuti stanno seminando anche e quindi stanno barando anche per il futuro, perché aprono a investimenti nella propria nazione, favorendo aziende estere. Quindi si va, mi sembra, lo capisco anch'io, che si va oltre qui al semplice aiuto, cioè l'aiuto dovrebbe essere urgente per salvare l'economia di uno Stato in una situazione di precarietà. Ma se io comincio a fare anche investimenti in ottica medio-lungo termine, allora ci arriva anche Pierluigi Pellegrini che è un imbroglio. C'è qualcosa che non va accentrato. Per esempio, se venisse in Italia la Intel, no, il più grande produttore di microchip al mondo, e dicesse: guardate che ci danno per un insediamento negli Stati Uniti o in India o in Cina, ci danno 10 miliardi di sussidi, voi siete in grado di darcene altrettanti o anche un euro in più? E si innesca una corsa, un vortice che può solo provocare la distruzione, ripeto, del pilastro fondante dell'Unione. Cioè l'Unione è tante cose che sono cresciute, alcune diciamo in modo discutibile, ma la pietra fondante è stata proprio la decisione di creare un mercato unico con delle regole. È così, ma non lo dico io,
lo dice, quindi andiamo all'altro punto da cui è nato poi l'articolo. La sorpresa è nata quando, leggendo il quotidiano tedesco Die Welt, no, autorevole, molto noto in Germania, anche all'estero, i tedeschi, con anche l'onestà intellettuale che gli è abituale, cioè loro dicono tutto anche quando poi gli si risolve in un boomerang, raccontavano di tutti questi sussidi erogati alle imprese tedesche e alla fine si chiedevano, ma non è che stiamo esagerando? Non è che i nostri partner europei si lamenteranno di questa pratica che sta raggiungendo i limiti, anzi ha superato i limiti autorizzati dai trattati. Cioè, se perfino i tedeschi sono sfiorati dal dubbio, per modo di dire, perché alla fine avanzare un dubbio del genere significa ammettere che stanno esagerando. Beh, significa che siamo in una situazione irregolare. Aggiungo un aspetto. Come Italia siamo, diciamo, anche relativamente beneficiati da queste maglie larghe, molto meno dei tedeschi e dei francesi che stanno esagerando, perché il PNRR, tutti i sussidi che vengono finanziati dal PNRR, in buona parte sono anch'essi lesivi della libertà di concorrenza. Proprio l'altro giorno, in settimana, la Commissione ha autorizzato alcune spese, cioè anche il PNRR va a scontrarsi con la parità delle condizioni di concorrenza, quindi ogni spesa del PNRR deve prima passare da Bruxelles, essere considerata non lesiva del divieto di aiuti di Stato e poi essere diciamo eseguita, essere materialmente spesa. Ci rendiamo conto che questo è un altro circolo vizioso. Quindi anche il PNRR italiano è finito nelle maglie di questo meccanismo, diciamo, equivoco, di questo meccanismo distorsivo. Ecco perché magari in Italia se ne parla un po' meno, perché alla fine tante spese, cioè se la Vestager fosse davvero severa come è stata prima del 2019, molte spese del PNRR sarebbero considerate distorsive della concorrenza, alla pari dei provvedimenti di Francia e Germania. Questo quindi ci porta a una conclusione. Stiamo cercando di tenere insieme, e non è possibile tenerli insieme, tre tasselli, tre elementi. Il primo è quello di fare un potente sforzo per finanziare la transizione energetica e digitale, ammesso e non concesso che questo sforzo abbia una razionalità economica e finanziaria, però pare che sia la parola d'ordine e quindi bene, si devono fare ingenti investimenti. Due, questi investimenti però non devono essere lesivi del divieto di aiuti di Stato. E già cominciamo a far sorgere delle contraddizioni che esplodono quando questi ultimi due tasselli devono confrontarsi con la necessità di consolidamento di bilancio pubblico. Com'è possibile, da un lato, spendere nelle direzioni chieste dall'Unione Europea senza danneggiare il mercato interno e rispettando il consolidamento del bilancio pubblico? Si sono davvero annodati intorno a questi tre ostacoli, tre elementi incompatibili e non riescono a venirne fuori, cioè ne vengono fuori decidendo che il mercato interno deve essere l'elemento debole è l'elemento che deve cedere rispetto alle due esigenze di cui ho parlato prima. Ma questo significa, come ha detto anche un noto economista tedesco proprio su Die Welt, distruggere un pilastro dell'Unione Europea. Beh, verso questa direzione che noi stiamo andando. E questo mi sembra, la situazione. Tra l'altro vorrei capire, ne abbiamo parlato altre volte, prima di lasciarla, dottor Liturri. La Germania comunque, pur godendo di questi cospicui, diciamo, aiuti, cioè, mhmm, il fatto di aver potuto aiutare, l'economia è rimasta lo stesso in difficoltà, tant'è che, mi sembra sia cresciuta di più quella italiana e quindi è andato anche un po', oltre a essere ingiusto, scorretto per certi aspetti, si è rivelato anche inefficace. Allora, su questo aspetto dell'inefficacia dobbiamo anche attendere, perché oggi
i dati che leggiamo del effettivo rallentamento dell'economia tedesca sono dati che risentono dell'urto subito per la crisi energetica e per la crisi ucraina. Proprio per reagire a questo danno rilevante all'economia tedesca, il governo tedesco sta mettendo in campo tutte queste misure, che però hanno bisogno di tempo per generare PIL, per generare crescita. Per cui loro in questo momento sono in difficoltà e queste spese sono la reazione a quelle difficoltà, però non hanno un'efficacia immediata. Quindi la Germania soffrirà ancora, non se la può cavare con pensare di cavarsela subito con qualche miliardo di spesa pubblica, quando sono anche qui crollati i pilastri fondanti su cui l'economia tedesca ha basato la propria crescita per 20 anni. Non li sostituiscono in pochi mesi, stanno cercando di riprogettare l'economia tedesca e questo richiederà tempo. Nel frattempo loro rallenteranno molto, saranno di nuovo l'elemento debole dell'Unione Europea, dell'economia dell'Unione Europea. Benissimo, allora siamo arrivati al termine. Io saluto e ringrazio il dottor Giuseppe Liturri, e se non sbaglio c'era anche un articolo che non ho ancora fatto in tempo a leggere, il dottor Liturri su Start Mag, magari potrà essere oggetto di un nostro prossimo incontro. Volentieri. Era molto interessante, le ultime follie tassaiole di Vincenzo Visco. Allora, grazie ancora e a risentirci a presto. Grazie, buongiorno a tutti. Guardate qua, guardate qua. Ecco. Inquadramelo bene, non si vede nulla, Ecco sì, no, così, eccoci, ecco. Io voglio tornare a casa e trovare questa parlamentare del PD che mi guarda così, adorante, guardatela. È la vincitrice, siamo ormai il 28 di marzo, del premio Fido del mese di marzo ed è seria candidata al premio anche del millennio. Questo era il discorso di Giuseppe Conte mentre stava accusando il governo Giorgia Meloni di portare l'Italia alla terza guerra mondiale. E lei guardatela. Io voglio tornare a casa e trovare questo, o perlomeno un simile, stavo per dire una brutta roba, della stessa razza, ma non si può dire, della stessa specie, dello stesso tipo, della stessa tipologia, una che ti guarda, no, ditemi voi, qua c'è anche il direttore, ci sono due giorni, non vorreste tornare a casa e trovarvi uno che vi guarda così, guardate, e non fare quei gesti tu, guardatela, fantastica, non so neanche come si chiami, complimenti, perché è tanto naturale, è tanto autentica questa passione che sgorga da questa parlamentare, e d'altronde si prende anche 15.000 euro al mese per manifestare le proprie preferenze. Fatemi terminare i convenevoli formulaici. Allora, l'abbraccio forte alla signora Carmela, Clotilde e Adriana Angela, che ci seguono, ma ci seguiscono anche, lo ammette la sintassi, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi segue una Radio Libertà campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Poi voglio ricordarvi che potete continuare a farvi cullare dall'agido suono digitale della Radio DAB, oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni iOS e Android, quindi con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad. Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. E poi ancora Switch, come si chiama? Twitch, il social di ultima generazione, il profilo Facebook indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione di Radio Libertà e l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net. Allora, 8.5 gradi sopra lo zero esterni, e qui è tornato il frescotto, 38% l'umidità, 1000.1 millibar la pressione. Che altro aggiungere? Non credo nulla. Non so se possiamo già da adesso, altrimenti sapete cosa faccio? Provo a vedere, dovrei avere un sondaggetto
e quindi abbiamo ancora un minuto, quindi usiamo del tempo, non si butta via nulla, come il maiale. Allora, solo un istante. Eccoci qua. Abbiamo un dato sulle costruzioni che è positivo. Gennaio 2024 l'indice della produzione nelle costruzioni è cresciuto del 3,7 rispetto a dicembre e nella media è aumentato del 4,9 rispetto al trimestre precedente. Via la condivisione. Intanto io non ho segreti, lo sapete che sono un paresiarca, però certe volte i file che archivio nella mia chiavetta hanno dei nomi, non vi dico un file sulla Slang come, come l'avevo scritto, allora potrei danneggiare, io per me non ho problemi, ma la radio non è, io non voglio danneggiarla, sarebbe ingiusto, quindi allora, eh, questo è un sondaggio Tecne. Fratelli d'Italia 27,4, PD 20,3, 15,7 5 Stelle, Forza Italia 9,4, Lega 7,8, Verdi 4,1. L'Europa dovrebbe aumentare le spese per la difesa? Sì, 59, no 26, non sa il 15. L'Italia deve aumentare le spese per la difesa? Sì, 27, no 53. Questo è proprio italianissimo. Cioè, l'Europa deve aumentarle, noi no, l'Italia no. Comunque non sa il 20%. 11 in punto, per una volta sono puntuale, l'ho imparato dai milanesi e cerco di essere coerente con questo prezioso e utile insegnamento. A tra peu. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Cristiana, la dici per papà. Allora, tra poco avremo la prossima ospite. Vi ricordo che dopo le 11:30, 11:35 c'è Lega Liguria, oggi, che rientra sempre comunque nell'ambito di Oltre la Pagina. Allora, tra poco Elga Corricelli, che dell'osservatorio Benessere Felicità, che ha svolto la quarta indagine che svolge questo osservatorio. Ovviamente si parla di felicità, visto anche la denominazione. Tra l'altro fatemi cogliere l'occasione per ringraziare l'ufficio stampa, molto puntuale e ottimo lavoro dell'ufficio stampa. Mi sento un loro collega e quindi eh, quando vedo un ottimo lavoro mi piace riconoscerlo e poi ringraziarli, perché grazie anche a loro stiamo approntando questa trasmissione, questa intervista che verte su un tema molto 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 interessante. Allora, fatemi salutare la dottoressa Elga Corricelli dell'Osservatorio Benessere Felicità. Benvenuta e grazie per aver Buongiorno, accettato il nostro invito, dottoressa Corricelli. grazie mille a voi per questo spazio di qualità dove discuteremo di un tema che, come lei ha premesso, ci sta molto a cuore a tutti. Sì, tra l'altro disse, mi sembra, non so se Edward o Ted Kennedy, il PIL misura tutto quello che non dà la felicità. E la felicità... Le faccio subito una domanda prima di entrare nel merito di questa indagine che riporta il rapporto con il lavoro e la felicità che ne consegue o l'infelicità. È più difficile, cos'è più difficile per noi esseri umani? Ammettere l'infelicità o l'impossibilità di raggiungere la felicità? Sono sicuramente due situazioni simili, ma intendo dire ammettere l'infelicità come un aspetto normale dell'esistenza quotidiana, perché l'infelicità può essere anche molto molto difficile da accettare. Forse molti di noi tendono addirittura a negarla, a non ammetterla, oppure accettare l'idea che essere felici è un bersaglio quasi impossibile da raggiungere. Com'è la nostra Allora, situazione di noi esseri umani nei confronti di questi stati d'animo? la sua è una domandona alla quale non ho competenza per rispondere, le posso dare il mio parere. Beh sì, e Non come ho no? non ho degli studi a supporto. Allora, io credo che prima di tutto noi dovremmo un po' doganare il concetto di felicità, no? Che è un po' quello che stiamo cercando di fare. Mi spiego meglio. Se noi pensiamo alla felicità come a un'emozione, come a un attimo, allora possiamo sentire quando la viviamo o quando non la viviamo, e quindi felicità e infelicità diventano momenti. Ma se noi pensiamo alla felicità come a una competenza trasversale, una metacompetenza, e oggi gli studi ci dicono, studi lunghi anche 100 anni, quindi non di poche ore, ci dicono che la felicità è una competenza che si può allenare. Ecco, questo a mio parere cambia un po' la dinamica di come mi sento, se sono felice o se non sono felice, perché mi dà una responsabilità individuale e mi dà anche un potere di scegliere di essere felice, mentre noi la viviamo quasi sempre come arriva e la subisco, sia la felicità sia l'infelicità. Invece, se noi cambiamo questo paradigma e pensiamo che la felicità è una metacompetenza che possiamo allenare, e possiamo allenarla nella misura del 40%, non del 100%, perché il 50%, sì, questo è uno studio molto che si sta diffondendo molto anche nelle organizzazioni ed è partorito da Sonia Lubomirsky, ma c'è tutta una teoria di psicologia positiva e proprio di science of happiness che nasce, come spesso accade, dagli Stati Uniti, anche perché si sono avvicinati prima alle neuroscienze.
Oggi sappiamo come funzioniamo a livello comportamentale e quindi sappiamo che 50% in qualche modo è il nostro corredo di DNA, come il nostro stato di salute, come il nostro colore dei capelli, degli occhi, eccetera, eccetera. Ma per il 40% la felicità può essere stimolata, cercata e perseguita, come attraverso una serie di atteggiamenti, che non significa sorridere tutto il giorno come se fossimo dei beoti, è proprio il cercare le alternative. Noi abbiamo la possibilità sempre, di fronte a una sfida, di fronte a un evento, di provare a guardare nell'insieme e cercare delle alternative che ci facciano stare meglio. E questa idea di essere attivi e non passivi a me dà tantissima energia positiva, perché in qualche modo posso sempre scegliere una strada. Non so se ho risposto alla sua domanda, ma forse no, è una rispostona, e giustamente, avendo un addetto ai lavori, è anche una domanda un po' personale, parto anche penso che sia anche umano, no? Cioè, fin da certo. bambino ho sempre avuto questo problema, ho subito capito, lo capisci da bambino, non ci vuol molto, che quel momento di felicità che stai provando è destinato a finire abbastanza presto di solito, e quindi ho sempre avuto un po' di paura personalmente, ma credo che sia un sentimento condiviso, diffuso. Ho sempre avuto paura di provare felicità per provare nello stesso tempo la paura di perderla, e quindi una situazione un po' destabilizzante. Allora le chiedo, è stata una bellissima risposta, molto interessante, poi adesso andiamo anche a vedere nel lavoro. Allora mi permetta un'altra domanda che è al di fuori dello schema che adesso affrontiamo. La serenità, perché ho pensato, diventando vecchiotto, che per esempio la serenità, cioè il distacco, la capacità di osservare, può essere, non sarà felicità, ma può essere uno stato mentale, una condizione mentale non da buttar via, anzi. Ecco, come si rapporta, come rapportare serenità e felicità, dottoressa Coricelli? Allora, guardi, ha toccato un tema estremamente caldo, perché anche nel nostro osservatorio la serenità viene sempre proposta come elemento di felicità. Per cui diciamo che se facciamo appunto come grande famiglia felicità tutta una serie di aspetti che impattano su il come ci poniamo nei confronti degli eventi, su quello che visualizziamo, sull'ottimismo nei confronti del futuro, sul prenderci cura di noi, su soprattutto alimentare delle relazioni di valore, la serenità è sempre vista al secondo posto. Cioè, quando noi chiediamo, se dovessi descrivere la parola felicità, perché noi pensiamo per immagini, quindi il mio concetto di felicità senza dubbio sarà diverso dal suo, perché abbiamo esperienze e vite diverse. Ma se chiediamo appunto agli intervistati, ad esempio dell'indagine, cosa pensate, qual è la parola che usereste più frequentemente per descrivere la felicità, al secondo posto il primo è la soddisfazione. Quindi se io mi devo definire felice, penso di essere soddisfatto della mia vita e quindi del mio lavoro o viceversa. Il secondo è proprio la serenità, questo stato che è un po' meno, come dire, un po' meno intenso, è un po' più diluito, ma che mi dà l'idea di attraversare molti momenti positivi, magari anche piccoli, che si susseguono. Quindi soddisfazione, serenità e felicità assieme a benessere sono estremamente legati. E cominciamo anche... Vada. No, sono sempre fuori tema, ma sono sempre in tema. Mi viene in mente allora, dottoressa, quello che dice lei, che lo troviamo anche nella poesia, lo troviamo nell'arte, quello di saper contemplare. Quindi velocità e felicità forse non vanno tanto bene insieme. Forse la felicità va d'accordo con il ritmo giusto per poter guardare le cose e poterle... Certe volte uno non se ne accorge, passa davanti lo stesso, non so, monumento, paesaggio, quel che volete, ci passa davanti 100 volte, quella volta che ci passi magari a piedi, lo guardi, ti accorgi che c'è una bellezza, che ti trasmette una sensazione che prima ti perdevi sempre, perché magari ci passavi in auto, in treno,
o che so. Anche questo è un aspetto, e credo che a questo punto poi possiamo avvicinarci anche sui dati sul lavoro. Mi perdoni, sono andato fuori tema, ma il tema No, è talmente imprescindibile, perché la felicità è un'aspirazione che abbiamo tutti. C'è anche uno come me, dark e negativo, poi me ne accorgo da solo che cerchi, ogni momento cerchi quel piccolo istante di felicità per avere quel benessere, per avere quello star bene, e poi con l'esperienza certo, impari che ci puoi arrivare anche attraverso percorsi diversi. Per esempio, appunto, quello della velocità, dottoressa, velocità e certo. felicità forse non vanno tanto Allora, d'accordo, domandavo. noi non abbiamo, noi non abbiamo una correlazione diretta tra velocità e felicità. Sappiamo una cosa però, perché l'abbiamo misurato e perché parliamo come tutti, come lei, come lo faccio io, come facciamo tutti quanti con le persone. Che noi abbiamo una velocità fisiologica, non so come dire, no? Noi possiamo apprendere, performare chi più, chi meno, perché per carità siamo individui meravigliosi e unici, ma entro certi standard che sono gli standard fisiologici del nostro corpo. Sappiamo esattamente che abbiamo bisogno di dormire minimo, ci dicono gli studiosi di biohacking, 7 ore. Sappiamo che abbiamo bisogno di respirare, di prenderci delle pause, di rispondere a dei bisogni fisiologici. Quindi, senz'altro, l'andare sempre troppo veloce ci fa perdere dei momenti di bellezza e di contemplazione, come lei diceva giustamente, che ci aiutano ad alimentare la nostra felicità. Poi che ci sia una correlazione tra i due mondi, noi non ne abbiamo evidenza perché non le abbiamo misurate, ma Sì. senz'altro se riusciamo a prenderci degli spazi in cui ci chiediamo che cosa vogliamo vedere e guardiamo, viviamo, sentiamo quello che ci compare esattamente con lo spirito dell'osservatore, noi non siamo qui, credo, per attraversare questa vita a 500 all'ora. Noi siamo qui per vivere il nostro percorso di vita e quindi con i nostri tempi e i nostri modi. Allora veniamo a questa ricerca che riporta una, come dire, una condizione più riflessiva, no, delle persone. Forse siamo abituati, io almeno, magari pensiamo tutta una società folle in velocità, quella dei social, quella anche rabbiosa, quella anche superficiale. Invece la vostra interessantissima ricerca mi riporta un'idea positiva, cioè mi faccio un'idea positiva dei miei simili, perché si vede la, la volontà di cercare nel lavoro qualcosa che va oltre, anche oltre lo stipendio, pur restando importantissimo lo stipendio, perché Certo, per esempio io ho scritto, no, presentando la trasmissione su Facebook, il lavoro nobilita l'uomo ma non lo rende felice, perché il 47% certo, dice che il lavoro non aiuta a capire se stessi, il 41% che non dà un senso alla propria esistenza, quindi mi sembra una risposta che va molto in profondità, più di quanto non si possa pensare. Evidentemente sono troppo certo. superficiale io certe volte quando ci penso a queste cose. Il 35% non è soddisfatto della propria professione, solo il 10% è soddisfatto della propria professione. Fa venire in mente un motto, non mi ricordo chi l'abbia scritto: quando trovi un lavoro che ti piace, smetti di lavorare. Confucio credo fosse. Ed è la verità, no? Perché io ho cambiato diversi lavori nella mia vita, posso dire che è proprio così, eh. Cioè, ma non ci vuole, non bisogna cioè, sarebbe bello che tutti lo potessero provare, perché sicuramente sarebbe una condizione di maggior benessere. Certo. Eh, che quadro esce quindi degli italiani, del loro rapporto con il lavoro? Un quadro mi sembra Allora, interessante, restituisce anche comunque mh, tutti penserebbero, no? Bisogna essere grati del lavoro, eccetera. Io ho messo anche nella tabella, ho messo anche una frase di Bukowski che non sto a ripetere perché ci sono anche delle parolacce, no? Però in realtà le persone cercano eh, continuano a cercare nel lavoro qualcosa. Pronto? È saltato, è caduta la linea. Allora, tra poco. Allora, vi ripeto, Elga Coricelli di Osservatorio Benessere e Felicità, e stiamo parlando proprio di questa ricerca ehm,
fatta da questo osservatorio, che riporta il rapporto dei cittadini, di noi, degli italiani, con il proprio lavoro. Il dato anche che emerge, solo il 10% pienamente soddisfatto del proprio mestiere, è un dato che dà niente da fare. L'abbiamo perduta. Eccoci qua. Vediamo se riusciamo prontamente a ripristinare il collegamento che tratta questo tema così interessante, felicità e lavoro. Dottoressa, mi sente? Sì, la sento, mi Ah, scusi, è caduta la linea, non so cosa è successo. ma abbiamo rimediato subito. Allora, Fantastico. questo rapporto è un rapporto comunque costruttivo, di ricerca, cioè i cittadini vogliono un lavoro, vorrebbero non subirlo, ma mi sembra che con queste risposte dimostrino anche di voler cercare comunque un qualcosa che crei loro quello star bene di cui si parlava prima. Assolutamente, guardi, ha dato la corretta interpretazione. Allora, quello che abbiamo misurato è che purtroppo c'è una grande maggioranza di italiani che vanno nelle 4 generazioni, per cui la generazione Z e del boomer, che stanno lavorando in questo momento, quindi dai più giovani ai più maturi, che non sono felici del proprio lavoro, ma hanno la consapevolezza che il lavoro contribuisce alla loro felicità personale. Quindi per tutti c'è proprio un cambiamento, che non è sufficiente trovare un lavoro, ma vorrei trovare un lavoro che valorizzasse la mia persona, che valorizzasse il mio contributo, che in qualche modo ascoltasse la mia unicità come individuo, che ascoltasse i miei bisogni, che fosse allineato ai miei valori. Quindi c'è un po' una trasformazione del lavoro, questo pensiamo noi, che non è sufficiente lavoro-stipendio, assolutamente non basta più, ma soprattutto i più giovani stanno cercando una collocazione di contributo reale, che questo è un meraviglioso messaggio da passare ovviamente a imprenditori e leader, cioè non c'è un allontanamento dal lavoro perché non voglio stare in uno spazio a produrre, tutt'altro, voglio stare in uno spazio dove posso dare il mio massimo, ma perché anche attraverso l'espressione del mio contributo individuale, del mio valore di singolo, io sto meglio. E se io sto meglio e posso essere felice anche al lavoro, io sono un partner migliore, una madre migliore, un padre migliore, Allora, cioè sono mi un permetta, cittadino migliore. Sì. ecco, riprendo proprio i vostri dati, dottoressa. Il 30% vorrebbe un maggiore empowerment, cioè più responsabilità. Si aggancia a quello che stava dicendo lei. Le persone Sì. vogliono dare di più, vogliono, cioè, avere le condizioni per dare di più in termini di responsabilità e partecipazione. Poi c'è il 23% del tempo libero, e tra l'altro solo il 3% affascinato dal brand aziendale. Questo è un dato assolutamente che ci ha fatto riflettere molto. Cioè, mentre fino a pochi anni fa il poter lavorare in un'azienda che aveva un nome noto era un elemento di scelta per le persone quando erano in cammino per cambiarlo, per cercare anche solo un primo lavoro, da questa ricerca emerge che soltanto il 3% valuta dove sta andando a lavorare non tanto come qualità dell'azienda, questo vorrei sottolinearlo, ma come brand noto, cioè il fatto che sia un brand noto, un nome noto, non è sufficiente per farmi decidere che quell'azienda ha un impatto positivo, ha dei modi di lavorare corretti, ha un'attenzione al ciclo di vita della persona, valorizza le persone come meritano per i propri talenti e per i propri punti di forza. Quindi c'è proprio un cerco, mi permetto di dire, oltre le insegne luminose. Vado a capire cosa c'è dietro, e se quello che c'è dietro è in allineamento con i miei valori ed è in allineamento con ciò che decido di contribuire a fare, allora l'accordo c'è. Ma non basta
basta dire vai a lavorare nella grande azienda, beato te. Ecco, che è un po' il mood che ci siamo trascinati per qualche anno. Ma questo, devo dire, non mi stupisce, dottoressa, perché è cambiato il mondo. Io vengo dal Certo. Friuli, quando ero ragazzo, essere assunto alla Zanussi, mamma mia, è una garanzia. Adesso quello che è rimasto, perché è passata di proprietà, sta per chiudere, cioè sempre peggio, sempre peggio. Cioè, con i nostri occhi, noi cittadini abbiamo visto che quello che davamo come quello il brand di sicurezza, queste sicurezze, mi sembra una conseguenza storica. Mi permetto di dire il 50% dei boomer soddisfatti è perché sono più vicini alla pensione, forse, mentre il 50%... un po' sì, ci sta. O comunque quello che erano le loro aspirazioni da un punto di vista proprio carrieristico l'hanno espresso. Quindi oggi possono dare un valorosissimo contributo, c'è proprio tutta una teoria sul valore dei cinquantenni, che non sono ancora boomers, sono generazione X, ma fino ai più adulti. E quindi davvero noi vediamo che i migliori sistemi, le migliori aziende sono quelle dove i più giovani e quelli più maturi portano nello stesso modo, con grande rispetto gli uni per le idee degli altri e per la professionalità degli altri, il proprio contributo. Quindi quando si lavora insieme e si lavora bene insieme, le aziende producono di più, fanno meglio e le persone stanno meglio. È come sempre un valore di tutte noi persone all'interno di un sistema che ci permette di dare il meglio o che ci costringe a far vedere una maschera che in realtà non ci appartiene. Mentre pensavo i millennial sono... Scusate, la salute che se ne sta andando, il 55% sono contenti, forse perché di questi tempi avere un lavoro già di per sé comunque è un motivo di felicità, già averlo, anche se i dati sull'occupazione sono molto positivi, però in tempi instabili, usciamo dal Covid, eccetera, eccetera, potrebbe essere anche questo a spingere i millennial a essere più contenti. Ma allora, i millennial hanno tanto davanti a loro, e questo cambio di paradigma, cioè dove la persona è tanto importante all'interno delle organizzazioni, perché se pensiamo anche alla prossima evoluzione dell'industria 5.0, è proprio, viene definita human centric, nonostante parliamo di intelligenza artificiale, parliamo del valore incredibile dell'uomo all'interno delle organizzazioni. Quindi i millennial hanno solo da scrivere pagine molto positive e sono in qualche modo ad un punto di svolta. Quindi, come sempre, il cambiamento può essere grande arricchimento. Poi c'è tanta mobilità, questo l'ha detto lei, mobilità, mi scusi, nel senso di poter cambiare, quindi ovviamente il fatto che io tempo fa c'era l'indicazione che entro in un'azienda e sono arrivato, oggi, e soprattutto per i più giovani, quindi millennial che sono ancora giovani nel lavoro, c'è la possibilità che se qualcosa non mi soddisfa posso guardare altrove, e l'idea di avere una mobilità nel lavoro mi porta anche a dire che posso cercare, se desidero, qualcosa di meglio, perché i dati sui pensieri dei nostri intervistati su chi vuole cambiare lavoro, chi sta pensando di cambiare lavoro, ecco, qui abbiamo un 49% secco di millennials, che è una cifra molto alta, vorrebbe dire 1 su 2, che stanno pensando nei prossimi 12 mesi che potrebbero cambiare lavoro. Addirittura la metà proprio tipologia di lavoro. Certo, siamo arrivati al termine. Devo dire anche questo dato coincide con un'idea mia sulle generazioni. Di solito quando sei intorno ai 40 anni è il momento in cui forse hai il maggior potere di controllo su te stesso e pensi anche di averlo sugli altri, quindi sempre chiaramente si passa attraverso l'esperienza personale, ma a 40 anni ti senti molto forte, sei ancora fisicamente in piena forma e cominci ad avere i risultati dell'esperienza, e quindi questo che ha detto lei mi sembra corrisponda a un'idea che mi ero fatto io sulle generazioni. Dottoressa, purtroppo abbiamo concluso.
io è volato il tempo, mi perdoni le domande iniziali che comunque non erano fuori percorso ma non fuori tema, ma il tema era di quelli che è talmente vasto, importante, decisivo, e secondo me ci ha dato delle risposte, ma almeno per me ha dato delle risposte molto molto interessanti, e quindi grazie ancora, io spero di sentirla nuovamente. Elga Coricelli, di Osservatorio Benessere e Felicità. Grazie Grazie a ancora. lei, è stato un piacere, quando volete siamo qua. Perfetto. Grazie, buona giornata, grazie mille. Allora, siamo alla conclusione, siccome Pierluigi Pellegrini, però ve lo devo leggere la frase di Bukowski. Come cazzo è possibile che ad un uomo piaccia essere svegliato alle 6:30 da una sveglia, scivolare fuori dal letto, vestirsi, mangiare a forza, cagare, pisciare, lavarsi i denti e pettinarsi, poi combattere contro il traffico per finire in un posto dove essenzialmente fai un sacco di soldi per qualcun altro e ti viene chiesto di essere grato per l'opportunità di farlo? Questo è Charles Bukowski, che chiaramente è un'esasperazione. Mi sembra che le risposte sono molto sagge, quelle che abbiamo avuto dall'Osservatorio Benessere, molto invitano a una posizione di saggezza. Niente, i genetriaci li perdo sempre, 8° giorno di Germiniana, mese del calendario repubblicano, è un giovedì Zoibe, 28 di marzo, anno domini 2024-2024. Teresa Davila, Amelia Rosselli, grandissima poetessa. Cara vita che mi sei andata perduta, con te avrei fatto faville se non fosse andata perduta. Meravigliosa. E poi abbiamo Attilio Fontana, il nostro presidente. E poi basta, stop. Grazie a Francesco e a Davide, sulla torre di comando e regia tecnica. Vi lascio a Lega Liguria. Buon proseguimento a todos. Avete ascoltato Oltre la pagina.